Beh, sicuramente molto orgogliosa che la scelta, insomma, della famiglia sia ricaduta su di me, su il collega Giacomini. Ehm, diciamo che abbiamo vissuto un po' la crescita di Maeg, non era così scontato che si scegliesse tra degli amministratori terzi qualcuno che fosse già all'interno, prima di tutto, e non è così scontato, come lei ha detto, che la famiglia dia proprio l'incarico a terzi per la governance della società. Non è così scontato, soprattutto in Veneto. Dico che come sono sempre stati molto lungimiranti, anche qui hanno dimostrato una grande lungimiranza nel futuro, seguendo quello che un po' i grandi gruppi fanno. È un percorso che era già iniziato molto tempo fa, perché già da diverso tempo la società stava diventando sempre più indipendente rispetto, diciamo, alla presenza familiare del socio fondatore. I dipartimenti si sono strutturati, ci sono delle procedure e questo è, diciamo, un continuo di un lavoro che già da anni si sta facendo. Allora, intanto l'ottimismo deve appartenere all'imprenditore sicuramente, e questo deve essere sempre ben saldo nella testa. Ovviamente sì, ci sono delle difficoltà che questa pandemia ha creato, non solo a livello sanitario ma anche economico. Tra tutte, come lei diceva, il caro materiali che effettivamente ha messo a dura prova anche noi. Diciamo che Maeg ha adottato un piano d'azione in questo periodo. Allora, nel 2021 è stata abbastanza prudenziale nelle acquisizioni, fortunatamente lo potevamo fare perché abbiamo un portafoglio ordini molto importante, dunque abbiamo deciso di scegliere veramente quale lavoro eseguire e quale lavoro invece lasciare, perché non ce n'erano le condizioni. Abbiamo fatto delle campagne di acquisto importanti, anche preventive, proprio per evitare di trovarci in un momento di acquisto particolarmente negativo. E poi, come sempre, il dialogo con i nostri clienti, che avendo insomma delle ottime relazioni c'è stata la possibilità di costruire con loro un dialogo per riuscire a far arrivare alle stazioni appaltanti una richiesta anche di aiuto, di maggiore riconoscimento. Beh, per quanto riguarda il tema della sostenibilità, diciamo che ben prima che questi temi diventassero all'ordine del giorno e se ne sentisse parlare appunto quotidianamente, come oggi, c'è sempre stata un'attenzione per l'ambiente. Ovviamente una carpenteria metallica è per definizione un'azienda energivora. Maeg già una decina d'anni fa ha investito molto sul fotovoltaico, ad esempio, appunto per ridurre l'impatto del consumo energetico, oltre ad altre azioni che possono essere come l'efficientamento dei macchinari e l'innovazione appunto con macchinari e strutture che possono permettere un risparmio energetico. Ma oltre a questo, intrinsecamente diciamo che l'acciaio è per sua natura un materiale sostenibile. Può sembrare un paradosso, però di fatto è il materiale più riciclabile e più riciclato al mondo oggi. Quindi diciamo che l'attenzione all'ambiente è intrinseca nel nostro mestiere. Un'altra chiosa, mi permetto, è che se facciamo un'opera di ingegneria, l'efficienza e quindi evitare lo spreco deve essere l'obiettivo principe, e quindi diciamo che su questo aspetto guardiamo con serenità il futuro e i temi legati al rispetto e alla tutela dell'ambiente.